sapevamo che la partita era insidiosa, perché quando incontri delle squadre che tu pensi che che lottano per la salvezza, l'approccio non è dei migliori. Ero preoccupato di questo e infatti il primo tempo non siamo scesi in campo. Abbiamo rischiato anche appunto di andare in svantaggio. Loro hanno fatto un gran tiro, però il palo ci ha salvato. Poi nel secondo tempo la squadra è uscita fuori e ha fatto quello che doveva fare nel migliore dei modi. Quindi che abbiamo giocato un tempo da castello a mare, però l'importante era il risultato. Mancavano Messina e Adamo, Caiozzo ancora squalificato e sono per noi due assenze fondamentali, certo. Però la squadra che ho messo in campo non eravamo gli ultimi arrivati, solo che l'approccio non è stato quello che mi aspettavo, però per fortuna le cose sono andate al meglio. Ora ci prepariamo per la trasferta di Gela. Sono abbastanza contento, poi sappiamo che andiamo a giocare contro la più forte, una delle più forti squadre del campionato, quindi quella è una partita che si prepara da sola. Sono abbastanza tranquillo, cercheremo di fare il massimo di quello che possiamo fare. I 7 punti sono un bottino assolutamente importante per una squadra che punta alla salvezza, però la partita di oggi devo dire che purtroppo i ragazzi non hanno disputato la migliore partita, nel senso che abbiamo concesso un tempo, abbiamo delle scusanti, delle assenze, soprattutto l'assenza di Totò Messina Adamo, ci siamo fatte sentire, poi un approccio un po' morbido alla partita. Purtroppo il primo tempo non abbiamo potuto disputare la gara con l'intensità che ci contraddistingue. Nel secondo tempo, grazie ai cambi tattici disposti dal mister e soprattutto dalla scossa che ha dato nello spogliatoio, la squadra è entrata con un altro piglio, abbiamo vinto la partita, siamo stati obiettivamente fortunati alla fine del primo tempo quando il Lascari ha preso il palo. In altre occasioni avremmo perso queste partite gli anni scorsi, il fatto di averla vinta comunque è una nota di merito per una squadra che anche non giocando bene oggi ha portato a casa i 3 punti che era il nostro obiettivo. A Gela si arriva con Pullman attraverso la strada della Caltanissetta, no, a parte gli scherzi, noi andremo, intanto siamo onorati di affrontare il Gela in uno stadio che ha avuto dei trascorsi importanti, anche la Serie C, e ci confronteremo con una delle forze più grandi di questo campionato. Lo faremo con tanto rispetto, con tanta umiltà, ma senza paura. Andremo a giocarcela a viso aperto e poi accetteremo il risultato del campo, consapevoli della forza del Gela, ma non sottovalutando che noi non siamo gli ultimi arrivati.